attenzione, cartellino rosso, espulso Nica, rosso per il rumeno, rosso diretto, fallo ai danni di Vita, e il Latina dal 29esimo giocherà in 10 uomini. Un brutto intervento da parte di Nica ai danni di Vita, e l'arbitro Aureliano di Bologna ha sventolato il cartellino rosso diretto. Dunque Latina in 10. Sì, ma fallo assolutamente inutile, assurdo il fallo di Nica, perché è vero, era praticamente sul fallo laterale, spostato a sinistra, ma spalle alla porta, è arrivato come una furia Nica e l'ha steso. L'arbitro era molto molto vicino. Calcio di punizione, batte Bellomo, pallone che fitta Dejo, e il pallone che sfiora l'incrocio di pali, anche perché c'è stato il miracolo di Pinsoglio. Clamorosa parata di Pinsoglio sulla conclusione di Adejo, e il Vicenza stava subito per approfittare dell'uomo in più. Calcio d'angolo, il terzo della partita, sembrava gol la conclusione di Adejo, ha sfiorato il pallone Pinsoglio, ma l'ha sfiorato in maniera decisiva, pallone che è andato a un niente dall'incrocio dei pali. Attenzione a questo disimpegno, e stava per combinare una frittata questa volta Pinsoglio, perché c'è stato un alleggerimento completamente fuori luogo, troppo corto di Della Fiore a Pinsoglio, che è andato sul pallone forse in maniera un po' troppo morbida, e allora è arrivato a quel punto Cernigoi, che è riuscito ad intervenire sul rinvio di Pinsoglio, ma per fortuna di Pinsoglio e per fortuna del Latina non ha trovato la porta. Il pallone poi addirittura è terminato in fallo laterale, però veramente ha rischiato tantissimo in questo caso Pinsoglio. Mariga elude l'intervento di Siega, ancora a Mariga lascia la sfera a Bandinelli, rischia di perdere palla Mariga, e infatti la perde. Parte il Vicenza con Signori, c'è Bellomo sulla sinistra, e qui si è fatta una bella dormita Signori, perché era scattato discretamente. Vediamo il Latina in contropiede, scaglia per Corvia, ottimo controllo, messo giù, questo dovrebbe essere rigore. Non c'è calcio di rigore, non è calcio di rigore con tutta la panchina del Latina in piedi. Indubbiamente intervento, ci sembra veramente più che mai dubbio questo intervento ai danni di Corvia. È tutto il Latina a protestare. Rimessa Latina che prova a partire con Corvia, attenzione a Corvia, area di rigore, Corvia messo giù, e stavolta è rigore, stavolta è calcio di rigore per il Latina, messo giù da Bogdan, una sterzata secca da parte di Corvia, Bogdan lo ha messo giù, e stavolta è rigore per il Latina. Calcio di rigore per il Latina esattamente al quarto della ripresa, con Corvia che è andato via al suo avversario che lo ha messo giù. Rigore in favore. Sì, assolutamente rigore. Questo mi sembra netto. Sì, gli ha portato via tutte e due le gambe in scivolata. Anche questo possiamo replicare quanto detto prima per Nica, incomprensibile. Come si fa? Assolutamente. Non si può entrare. Era chiuso. Sì, stava andando sul c'era fondo. Agosti che stava arrivando dentro l'area di rigore, ma era molto lontano ancora dalla porta, era proprio chiuso Corvia, ovviamente intervento scellerato. È proprio Corvia sul punto di battuta. Vediamo Corvia, parte il tiro, rete, il Latina in vantaggio esattamente al quinto minuto della ripresa, il gol numero 3 di Corvia, il secondo su calcio di rigore per lui in questo campionato, e sotto i 100 tifosi del Latina va a festeggiare Daniele Corvia. Il vantaggio dunque del Latina, il gol numero 3 in campionato di Daniele Corvia, cambia il parziale al Menti al quinto della ripresa. Vicenza 0, Latina 1, Latina che è avanti in 10. Zivkov effettua il cross intercettato, ma il pallone è buono ancora per Rajcevic, esce dall'area di rigore, ancora Zivkov, nuovo cross di Zivkov, Pucino, gran parata di Pinsoglio, che parata Pinsoglio sul colpo di testa di Pucino. Il pallone era indirizzato nell'angolino basso alla destra dell'estremo difensore del Latina, che si è disteso e ha tolto dalla porta il pallone. Vediamo questo cross, Bogdan, colpo di testa, Rizzo carica il sinistro, c'è la deviazione, Pucino alto, e altra occasione in favore del Vicenza, fallita però dalla squadra di Bisoli, che allarga le braccia perché Pucino era abbastanza libero in prossimità del vertice destro per l'attacco del Vicenza dell'area di porta. In anticipo su Mariga, Adejo, poi Bandinelli subentra, si allunga il pallone, Bellomo, grande confusione da una parte e dall'altra, ma c'è tanta stanchezza. Vediamo Rizzo, apre per Giacomelli sta arrivando Zivkov, ancora Giacomelli, converge, vediamo il taglio da parte di Cernigoi, poi vediamo un po', calcio di rigore
vediamo l'assegnazione per il Vicenza, ha segnato il tiro dagli 11 metri, calcio di rigore per il Vicenza, confermiamo al 41esimo. Calcio di rigore dunque per la formazione veneta che arriva al 41esimo minuto per intervento irregolare. Vediamo Bellomo che già si è impossessato del pallone, è andato a terra Rizzo e c'è anche il cartellino giallo nei confronti, se non andiamo errati, di Garzia Tena. Ammonito Garzia Tena per fallo su Rizzo, rigore per il Vicenza. Bellomo dal dischetto al 42esimo della ripresa. Bellomo dal dischetto contro il portiere del Latina Pinsoglio. Bellomo che ha segnato il gol vittoria della formazione vicentina una settimana fa nella trasferta di Trapani. Vediamo Bellomo che è molto concentrato, guarda il portiere del Latina Pinsoglio, sta per arrivare il fischio di Aureliano. I giocatori fuori dall'area di rigore ai 16 metri. Vediamo, c'è ancora un giocatore, Mariga, che ha un piede all'interno dell'area di rigore, se ne è accorto Aureliano. Ora sì che è tutto pronto, parte Bellomo, tiro, la parata e il pallone che termina in calcio d'angolo. La parata di Pinsoglio, la parata dell'ex, questa la parata di Pinsoglio a mano aperta, la mano destra. Tutti i giocatori della Latina vanno a complimentarsi con il proprio portiere che ha salvato il Latina. Corre Bellomo a battere questo calcio d'angolo a mano aperta, pallone un po' troppo basso, quello di Bellomo, ma è stato bravissimo comunque Pinsoglio con la mano aperta, calcio d'angolo battuto. Adejo di tacco, mischia davanti a Pinsoglio, ancora Corvia, Adejo sinistro fuori, ma c'è un'altra deviazione, calcio d'angolo. Veramente un finale da vivere con grande pathos, con Vicenza tutto all'attacco che ha sbagliato il rigore poco fa. Il rinvio da parte di Pinsoglio, che certamente è stato il migliore della partita con Corvia. Finisce qui il match, il Latina sbanca il Menti e torna a vincere dopo 8 mesi, torna a vincere in trasferta dopo 8 mesi dall'ultimo successo lontano dal Francioni. 1-0 hanno deciso i rigori questa partita, quello segnato da Corvia al quinto della ripresa, quello sbagliato del Vicenza da Bellomo al 42esimo. Sì, il riassunto è questo, bella scena, scusa Massimo, tutti i giocatori del Latina sono andati ad abbracciare il portiere Pinsoglio, sì, a dargli anche qualche schiaffetto sulla testa, sì. Stavano festeggiando in questo modo, è vero, il giocatore fondamentale è stato Pinsoglio per il rigore parato, e d'altra parte però molto molto bravo, e l'abbiamo detto più volte anche il Corvia. Dall'altra parte c'è Bisoli che sta parlando con tutta la squadra. Sì, se la sta portando sotto la curva. Adesso sentiremo quale sarà la reazione dei tifosi del Vicenza. Qualcosa si sente già, no? Qualche fischio sta. Credo che di applausi ne riceveranno pochi i giocatori del Vicenza. Restiamo un attimo collegati, sentiamo la contestazione da parte dei tifosi del Vicenza nei confronti della formazione biancorossa, con Bisoli come chiedendo scusa alla curva per questa prestazione. Sì, glielo sta dicendo Bisoli in realtà. Bisoli sta dicendo ai giocatori di chiedere scusa al pubblico per questa prestazione certamente non brillante, diciamo anche poi un po' sfortunata alla fine, ma il Latina non ha rubato nulla perché ha giocato veramente una grande partita. I portieri sono lì per parare e Pinsoglio ha fatto il suo dovere, quello di parare appunto il rigore di Bellomo al 42esimo della ripresa. Il rigore Latina lo ha segnato invece al quinto del secondo tempo con Daniele Corvia, uno dei migliori in campo, insieme appunto al portiere Pinsoglio e a Scaglia. Il Latina ha battuto il Vicenza per 1-0 e si porta a quota 16 punti in classifica, si allontana quantomeno dalla zona bassissima della classifica stessa, resta invece a quota 13 il Vicenza e un futuro tutto nebuloso. Sì, molto in difficoltà questa squadra che non riesce proprio a vincere in casa, ha fatto solo 2 punti dall'inizio del campionato. Se non vinci in casa, soprattutto in Serie B, fai molta ma a salvarti. E poi oggi si è visto che è una squadra che in attacco riesce a combinare davvero molto poco, non è quasi mai pericolosa. Quando hai l'opportunità di
calciare un rigore lo sbagli, cioè, è veramente una situazione molto difficile quella del Vicenza. Continuate a sentire i fischi con Bisoli che sta andando sotto la curva di nuovo. È tutto dallo stadio Menti di Vicenza, grazie a Massimo Zennaro per la collaborazione durante la radiocronaca. Da Massimo Zennaro e da Massimo Barchiesi la più cordiale buonasera. Latina batte Vicenza 1-0 nel secondo anticipo della 14ª giornata del campionato di Serie B, linea che può tornare a Roma.